Gino, presentati. Mi chiamo Gino, sono un assistente amministrativo e vengo dalla Calabria. Non è al primo incontro o al primo sciopero che partecipo, e di questi incontri, siccome ne sono stati fatti più di uno, e ogni volta ho avuto, quasi le stesse risposte. Oggi mi aspettavo una risposta un po' più concreta. Veramente non sono tanto soddisfatto. Loro dicono di essere soddisfatti perché noi abbiamo partecipato in massa, abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, siamo partiti ieri sera dalla Calabria per arrivare stamattina qua, con grossi sacrifici. Lì dentro tutti quanti, a iniziare dal MIUR, tutti quanti sanno la nostra posizione, è già conosciuta. Qualsiasi onorevole che sia lì dentro conosce la posizione del personale ACA, non dobbiamo più rispiegare niente, stanno facendo il possibile per cercare di dividerci, ci vogliono dividere perché le diverse posizioni ci dividono, lo dimostra il fatto che già una parte che c'è un problema da una parte, un'altra parte che c'è un altro problema dall'altra parte e via di seguito. Questo non deve avvenire. Nel prossimo incontro, e questo è quello che penso io, perché io vado nel concreto, come diceva la signora poco fa che era seduta qua, nel prossimo incontro dovete dire che noi vogliamo una risposta positiva, perché già di tentennamenti, quanti sono, quanti non sono, quanti sono in questa posizione, quanti in un'altra posizione, di queste risposte ne abbiamo avute già tante, stiamo andando e venendo dalla Calabria a Roma, dalla Calabria a Roma, dalla Calabria a Roma, per avere sempre le stesse risposte, e no, poi subentra un po' di stanchezza, scusatemi, e questo non deve accadere. Io chiedo alla Commissione che andrà a parlare col prossimo parlamentare, che andrà a parlare con la prossima Commissione, che devono dare una risposta positiva o negativa, altrimenti è auspicabile prendere altre strade, perché questa strada si capisce che è una strada che perde tempo, e noi qui la maggior parte, oggi ci siamo visti, ne devo dire un'altra, tutta quanta, perché io sono abituato a dirle tutte poi, tranquillamente, ne devo dire un'altra, ci siamo incontrati nei pullman, gente che non vedevo da 10 anni, e abbiamo detto mamma mia come siamo fatti vecchi, mamma mia come siamo fatti grandi, aspettiamo altri 10 anni perché poi non ci vediamo più, ci facciamo accompagnare dai nipoti? E allora ecco che la Commissione, con l'Unicobas che ringraziamo di aver preso a cuore questo nostro problema, la Commissione deve battere i pugni sul tavolo, su questo tavolo massiccio ci si deve battere i pugni e dire basta, quella gente che è fuori, che ha fatto tanti sacrifici, che sta continuando a fare sacrifici, non vuole più risposte negative, basta! Allora, ti ringrazio per l'occasione che mi dai di chiarire qualcosa. Guarda, io non sono abituato a fare demagogia. Allora, fu Solidarnosc a inventare l'unica pratica capace di sconfiggere la demagogia, e capace anche di sconfiggere la demagogia dei mestieranti sindacali, dei quali il sottoscritto non fa parte, perché il sottoscritto si paga persino i contributi pensionistici da qualcosa come 10 anni, perché noi non abbiamo neanche un'ora di permesso sindacale pagato dallo Stato, eccezione fatta per coloro i quali sono stati eletti RSU, punto, contro i 2000 distaccati sindacali, quell'esercito che vi ha stufato, che vi ha sconfitti, che vi ha ridotti in ginocchio. Non facciamo confusioni, per cortesia. Solidarnosc inventò una pratica che oggi non possiamo noi, come dire, riportare, visto che non è una trattativa sindacale ma un intervento in una commissione del Parlamento, mettendo dei microfoni alla trattativa, perché così si sa quello che è stato detto alla trattativa e non c'è nessuno che pensa di essere un genio e che comunque quello che va detto chi è andato non l'abbia detto, perché se permettete noi non siamo andati lì a pietire nulla,
Noi non siamo andati lì a metterci d'accordo a umma con nessuno, non lo abbiamo mai fatto ed è per questo che siamo fuori dai tavoli di contrattazione, con una legge vergognosa che ci impedisce fisicamente di entrare nelle scuole perché non ci danno neanche il diritto all'assemblea in orario di servizio, perché se temono qualcuno, temono chi non si vende. Noi non siamo andati lì col cappello in mano, noi siamo andati lì a fare esattamente quello che diceva il collega poco fa, a dire che vogliamo una risposta, che la vogliamo immediata, siamo andati lì a dire che vogliamo una risposta, l'unica possibile per risolvere la questione, legislativa. Le leggi sono scritte generalmente in italiano e allora uno le legge e quando le ha lette sa se quella legge servirà a risolvere il problema oppure no, perché come si dice carta canta e allora noi vogliamo che le carte cantino, però se noi oggi abbiamo avuto questo incontro ci dobbiamo rivolgere è perché invece di stare a chiederci a fare filosofia se nasce prima l'uovo, è nato prima l'uovo o la gallina, non abbiamo aspettato che la gente che si era stufata agisse in prima persona finendo di stufarsi, non abbiamo aspettato, come dire, che chi aveva già archiviato la questione, che adesso ha la possibilità di riaprirla, perché i ricorsi li possono fare tutti, questo sia chiaro, di fronte alla sentenza. Non abbiamo aspettato questi anni, tant'è vero che c'è stata proprio quella sentenza della Suprema Corte Europea, perché nessuno dormiva, e nello stesso tempo non siamo neanche corsi davanti a fare qui qualcosa in 10, a fare non si sapere che cosa, quelle cose che oggi vanno di moda con l'antipolitica, perché come dire, alla fine non ci sta bene mai niente e quello che si fa non servirebbe mai a niente. Abbiamo fatto la cosa giusta, abbiamo fatto e continueremo a fare le cose giuste e continueremo a farle perché siamo la stessa cosa, noi e voi, non siamo cose diverse. Perché chi pensa che chi va lì a trattare sia cosa diversa da chi sta in questa piazza sbaglia, perché chi pensa che chi va a trattare ci vada per caso o ci vada per interessi propri ha sbagliato strada e ha sbagliato sindacato e ha sbagliato manifestazione. Allora, a me piace la chiarezza come a tutti noi, ho risposto con chiarezza, grazie. Chiedo scusa un attimo, tutti i componenti di Vibo Valentia per una questione organizzativa sono pregati di venire vicino al pulmino qua. Grazie. Aspetta, scusa un attimo. Abbiamo l'onorevole Zazzera dell'Italia dei Valori. Gli diamo la parola. È stato il primo a intervenire nella commissione, è stato uno di quelli che abbiamo sentito per primi. Fra l'Unicobas e l'Italia dei Valori c'è stata una strada contorta, quindi nessuno può dire che l'Unicobas sia dell'Italia dei Valori, perché quando ha dovuto purtroppo, e non per responsabilità del sindacato, dire all'Italia dei Valori ciò che andava detto, come Zazzera ben sa, lo ha detto. Ma nello stesso tempo l'Unicobas non si chiude di fronte a nessuno e anzi accetta e ringrazia il contributo che i partiti politici sono tenuti